Salve, sempre parlando dei rapporti di Croce con la filosofia della praxis, nel quaderno 10 Gramsci traccia un piano, un progetto di rinnovamento culturale molto significativo e interessante anche per l'oggi. Scrive Gramsci: occorre rifare per la concezione filosofica del Croce la stessa riduzione che i primi teorici della filosofia della praxis hanno fatto per la concezione hegeliana. Si riferisce ovviamente a Marx ed Engels. E poi continua: è questo il solo modo storicamente fecondo di determinare una ripresa adeguata della filosofia della praxis, di sollevare questa concezione che si è venuta per la necessità della vita pratica immediata, volgarizzando, all'altezza che deve raggiungere per la soluzione dei compiti più complessi che lo svolgimento attuale della lotta propone, cioè alla creazione di una nuova cultura integrale, che abbia i caratteri di massa della riforma protestante e dell'illuminismo francese e abbia i caratteri di classicità della cultura greca e del Rinascimento italiano. Una cultura che, riprendendo le parole del Carducci, sintetizzi Massimiliano Robespierre ed Emmanuel Kant. La politica e la filosofia in una dialettica intrinseca ad un gruppo sociale non solo francese o tedesco, ma europeo e mondiale. Bisogna, continua Gramsci, che l'eredità della filosofia classica tedesca sia non solo inventariata, ma fatta ridiventare vita operante. E perciò occorre fare i conti con la filosofia di Croce, cioè per noi italiani essere eredi della filosofia classica tedesca significa essere eredi della filosofia crociana, che rappresenta il momento mondiale odierno della filosofia classica tedesca. Precedentemente Gramsci aveva parlato anche della libertà, del concetto di religione della libertà, che è un concetto tipicamente crociano, idealistico in generale, ma criticandolo per la sua limitatezza, per la sua pochezza, per la sua incapacità, proprio perché è proveniente dalle elite liberali, di incidere sui processi di massa, come invece vorrebbe Gramsci all'interno di questo quadro di rinnovamento culturale generale o di cultura integrale, come meglio lui dice, che pone dei punti di riferimento molto interessanti. La riforma, in Italia la riforma protestante, come sappiamo, anche in virtù della presenza massiccia, anzi centrale, della Chiesa cattolica, ripeto, non ha mai avuto una grande fortuna. Il Rinascimento sì, l'Italia è la patria del Rinascimento e questo Gramsci ovviamente lo sa, lo riconosce, lo rivendica e pensa che si debba ripartire dalla cultura umanistica-rinascimentale per combattere appunto quegli elementi di arretratezza, e fra questi io ci metterei in un certo senso anche la filosofia di Croce. Ripeto, nella prima metà del Novecento, certo, Croce è stato un grande filosofo all'interno di quel contesto storico, soprattutto italiano, ma ripeto, si muoveva molto, ma molto lontano dalle più vive correnti filosofiche europee a lui contemporanee, quindi in qualche modo dimostrava, almeno questo è il mio parere, anche una certa arretratezza della cultura filosofica italiana rispetto a quel mondo, a quell'evoluzione, soprattutto per quanto riguarda gli argomenti a cavallo fra scienza e filosofia. Ma questo porterebbe via un bel po' di tempo. E poi appunto l'illuminismo, come vedete, non rientra tra le citazioni gramsciane il romanticismo. Effettivamente Gramsci
È vero che critica le astrattezze, le asprezze anche dell'illuminismo, però certamente questo non significa che fosse più vicino alla cultura romantica, anzi tutt'altro. E comunque il tutto che deve diventare cultura di massa, la preoccupazione maggiore di Gramsci anche dal punto di vista pedagogico, se vogliamo, mi sembra questa, e cioè criticare una certa filosofia, una certa cultura, una certa ideologia, non perché, come dire, abbiano degli elementi di debolezza intrinseca, ma perché essendo elitarie non riescono ad incidere sulla cultura di massa e non incidendo sulla cultura di massa o addirittura venendo volgarizzate, come dice lui, quindi il livello si abbassa e si abbassa anche di molto, non riescono a creare una prospettiva, non riescono a coinvolgere, non riescono a creare, se vogliamo, anche un programma politico che smuova le acque, progressista, che guardi al futuro e non che guardi al passato, come tutto sommato faceva anche la filosofia di Gramsci e la sua religione della libertà. Il fatto stesso che Croce utilizzasse questa espressione, religione della libertà, ci fa capire come tutto sommato il retroterra teologico, per così dire, crociano, come anche nella filosofia di Hegel, non viene assolutamente abbandonato, anzi viene rivendicato e riproposto come se fosse una rivelazione, non un argomento di dibattito, di studio e di comprensione di che cosa voglia dire essere liberi all'interno di un certo contesto storico. Ecco, Gramsci vorrebbe uscire da questa palude per impregnare il concetto di libertà di sostanza e non di vuote parole tali da coinvolgere appunto le masse, il popolo, che se non viene coinvolto ovviamente più che pensare a riforme o a rivoluzione tenderebbe invece più che altro alla conservazione, ma questo non è certamente quello che vuole Gramsci. Quindi la filosofia della praxis, così rinnovata, così innervata dagli elementi da lui stessi citati, ma io aggiungerei anche da una buona dose di cultura scientifica, oltre che filosofica, perché nel mondo di oggi, senza la scienza e la tecnologia, che non vanno demonizzate, come spesso accade di sentire, e nonostante certamente la scienza, la tecnologia, penso la chimica, la plastica, l'inquinamento, certamente hanno creato anche dei grossi problemi, ma sono anche gli unici strumenti che noi abbiamo per risolvere questi stessi problemi. Ma senza una politica e una filosofia adeguate, certamente non ci riusciremo. Grazie.